I problemi di approvvigionamento energetico, lo sviluppo della portualità, le prospettive della Ferriera di Servola. Sono stati questi i principali temi affrontati nell'incontro a Trieste presieduto dal Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando con la Presidente della Regione Deborah Serracchiani, accompagnata da diversi assessori. Per quanto riguarda l'ipotesi di realizzare nel Golfo di Trieste un rigassificatore, la Regione, espressa l'inopportunità della costruzione dell'impianto, ha chiesto di chiarire la posizione del Ministero anche alla luce delle azioni attuate dal precedente governo. Quella del Golfo di Trieste è una realtà dove si incrociano esigenze di tutela dell'ambiente e idee diverse di sviluppo, ha detto il Ministro, per cui la sospensione delle procedure era un atto doveroso per consentire un approfondimento che coinvolga anche i paesi vicini, Slovenia e Croazia. In merito alle prospettive dello stabilimento siderurgico della Ferriera, Serracchiani, che ha anche incontrato le rappresentanze sindacali dello stabilimento, ha chiesto al Ministro Orlando che sia emanato un provvedimento per inserire il sito, analogamente a quanto recentemente accaduto a Piombino, tra quelli delle cosiddette crisi industriali complesse, per consentirne il risanamento ambientale e la riqualificazione con il concorso di risorse statali. Il Ministro ha assicurato che sarà valutata la migliore e più breve soluzione da percorrere per contemperare le esigenze di risanamento e di rilancio produttivo. Incontrando i giornalisti al termine della riunione, la Presidente ha poi annunciato la volontà, peraltro già espressa nel programma elettorale, di dar vita nel primo anno di legislatura al piano energetico regionale insieme al piano paesaggistico. Parallelamente ha escluso la partecipazione del Friuli Venezia Giulia al raddoppio della centrale nucleare di Krško in Slovenia. La Presidente della Regione e il Ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, hanno poi visitato la Caffaro di Tor Viscosa, dove sono state poste le condizioni, dopo il fallimento della precedente proprietà, per attirare nuovi investimenti nel settore della chimica. Un esempio di buona pratica, un raro esempio di bonifica di un sito inquinato che ha saputo coniugare risanamento dell'ambiente, rilancio produttivo e dell'occupazione, una delle pochissime amministrazioni straordinarie che si è conclusa con successo. Un caso, insomma, che qualifica una volta di più una regione virtuosa come il Friuli Venezia Giulia. Nell'area bonificata sorgerà un nuovo impianto per la produzione di clorosoda d'avanguardia dal punto di vista ambientale che permetterà non solo di consolidare le attività e quindi l'occupazione all'interno del sito, ma anche di attrarre nuove iniziative, facendo di Tor Viscosa un polo europeo nel settore chimico. A questo risultato si è giunti, come è stato rilevato, grazie a un'azione caratterizzata da legalità e trasparenza e all'impegno di tutti i soggetti coinvolti, dalla Regione alle amministrazioni locali, dai sindacati al Ministero dell'Ambiente.